Una vera e propria piantagione di marijuana in uno scantinato di Milano. Il pomeriggio del 1° giugno la Polizia di Stato ha indagato 2 cittadini italiani, un 33enne per detenzione di 11 piantine di marijuana e un 24enne per ricettazione. Gli agenti del commissariato Comasina, durante il servizio di prevenzione e controllo del territorio, con il supporto di equipaggi del reparto prevenzione crimine, transitando in via Giorini, hanno notato 2 uomini vicino ad uno scooter che alla loro vista sono entrati velocemente all'interno di un appartamento. I poliziotti insospettiti hanno controllato lo stabile alla ricerca delle 2 persone, ma subito sono stati attirati da un forte odore di marijuana provenire da un sottoscala chiuso. All'interno hanno trovato una serra con 11 piante di marijuana alte più di 1 metro e relativo impianto di ventilazione. Nell'uscire dal sottoscala, sull'uscio di casa, gli agenti hanno riconosciuto uno dei 2 uomini, il quale all'inizio ha negato la presenza di altre persone, ma in seguito è stato raggiunto anche dal secondo uomo. A seguito di perquisizioni domiciliari sono stati rinvenuti dalla mansarda 84 grammi di marijuana e all'interno del letto matrimoniale 7 lampade e 2 filtri in metallo, 2 motori di areazione e un trasformatore di corrente elettrica e una serra completa dalla sua custodia. Il proprietario di casa, 33enne, è stato indagato per detenzione di sostanza stupefacenti ai fini di spaccio, mentre il 27enne per ricettazione. Finanziare progetti sociali e culturali nei quartieri, partendo da piccole donazioni dei singoli cittadini. Dopo il successo della prima edizione, torna il crowdfunding civico del Comune di Milano. Con questa modalità innovativa di sostegno dal basso, nel 2016 sono stati raccolti oltre 300.000 euro di microdonazioni, a cui si sono aggiunti altri 300.000 euro di contributo comunale, che hanno consentito di finanziare ben 16 nuovi progetti attivi in città. Da sabato 30 maggio fino al prossimo 31 luglio sarà possibile presentare all'amministrazione progetti utili alla ripartenza dei quartieri meno centrali della città, per sostenerne la rinascita sociale e culturale dopo l'emergenza Covid-19. A seguito della valutazione, le proposte saranno poi sottoposte al vaglio dei milanesi su Produzioni dal Basso, la prima piattaforma italiana di crowdfunding e innovazione sociale. Il governatore Attilio Fontana assegnerà il premio speciale Rosa Camuna, il più alto riconoscimento della regione Lombardia, ad Annalisa Malara. L'anestetista cremonese dell'ospedale di Codogno fu la prima a scoprire che Mattia Maestri era affetto da coronavirus. La dottoressa Malara per prima ha avuto il coraggio di individuare il paziente 1, ha spiegato il presidente Fontana. Credo, ha aggiunto in diretta Facebook al cittadino di Lodi, che le si debba un grazie. Premendo lei, si premiano tutti i medici, infermieri, volontari che in questa pandemia hanno dimostrato una forza, una determinazione, una disponibilità nei confronti degli altri che è davvero commovente.